avvia gli incontri culturali con l'autore, un'iniziativa del Liceo Classico Empedocle. Sì, l'iniziativa di oggi, incontro con la scrittrice Paola Zannorer, che presenta il suo ultimo libro Rolling Star, si inserisce nell'ambito del progetto lettura di questo anno scolastico. Un progetto che si ripropone annualmente con diversi momenti come questo, ma che più che un progetto è un percorso intrinsecamente legato anche alla formazione che gli studenti, i giovani devono quotidianamente acquisire attraverso lo studio di tutte le discipline e attraverso l'esperienza formativa che la scuola consente. Perché aggiungere un progetto lettura a quello che poi è un esercizio, una tensione, una promozione della lettura che sostanzialmente deve nella scuola avvenire tutti i giorni? Questo perché si vuole far cogliere attraverso iniziative come queste anche il valore di una lettura che si affida al gusto personale, al piacere dell'incontro con i libri, al piacere e alla curiosità, che è la curiosità di conoscere altri mondi, altre storie, altri personaggi, e in questa curiosità, in questo viaggio c'è un ritrovare, un riconoscere se stessi, ma anche un ritrovare l'altro, un fare esperienza di ciò che poi forse da un punto di vista reale, spazio-temporale, è un'esperienza che probabilmente non avremmo mai fatto, un po' quello che anche Umberto Eco diceva appunto a proposito della lettura e delle vite che il lettore riesce a vivere attraverso i tanti personaggi che lui incontra. Noi riteniamo che questo sia un obiettivo fondamentale, soprattutto fin dall'inizio dell'esperienza scolastica al liceo classico, anche perché diciamo pure che questo gusto per la lettura, il piacere della lettura, la lettura in sé è un esercizio di comprensione di sé e dell'altro, è un esercizio di comprensione di un testo ed è dunque sempre e costantemente un esercizio di traduzione. Leggendo noi traduciamo e traduciamo idee, pensieri, riflessioni che appartengono alle storie degli altri ma che sono anche parte di noi stessi. Ho voluto ricordare una stagione molto intensa che è stata quella del 68 in Italia e anche un po' in generale in Europa, però l'ho raccontata non attraverso la chiave, diciamo così, politica, ma l'ho voluta raccontare attraverso un viaggio che questi ragazzi italiani intraprendono, un po' avventuroso, vanno in Francia dove appunto incontrano molti ragazzi come loro, ragazzi ribelli, ragazzi che a quell'epoca avevano deciso di mettere al primo posto, no, nel loro discorso il tema della pace, il tema della libertà, il tema dell'amore, quindi dei ragazzi hippie, no, come si diceva all'epoca, con gli abiti fioriti, con quella grande trasformazione del costume che poi ha perdurato, diciamo, per decenni e che in fondo ha influenzato anche l'oggi. Se noi pensiamo alla moda, alla musica, cioè tutti questi temi sociali sono effettivamente la propulsione, diciamo, è avvenuta proprio in quegli anni molto importanti.